Buongiorno e un saluto a tutti i presenti e in modo particolare ai familiari di Gianni Piero Panna. Mi spiace non poter essere presente, ma impegni istituzionali mi impongono di cercare quantomeno di essere presente, seppur a distanza, con questo breve video che vuole essere un tributo, un omaggio nei confronti di quanto Gianni Piero Pan ci ha lasciato. Devo dire che il suo interesse per la montagna nasce letteralmente da un intreccio tra la storia e la natura, tra la passione e l'esplorazione, tra l'alpinismo e la ricerca. C'è un libro in modo particolare che esemplifica tutto questo e lo esemplifica alla perfezione, intendo questo metodo di indagine che gli era caro, ed è il libro Storia dell'alpinismo nelle piccole Dolomiti. Molto spesso si tende a pensare che la montagna sia quasi esclusivamente un luogo naturale, è una questione che si sente spesso riferire: vado in montagna per entrare in contatto con la natura, nessuno lo nega, ben inteso. Però è altrettanto vero, e questo era un punto che era stato ben colto da Piero Pan, che la montagna in realtà è un luogo ricco di storia. Ecco, non solo la storia della Grande Guerra. Oggi, quando si parla di storia delle montagne, si tende a pensare quasi esclusivamente alle vicende tragiche della Prima Guerra Mondiale, di cui peraltro Piero Pan si è a lungo e attentamente occupato, nella fattispecie con particolare attenzione agli episodi della Grande Guerra nella zona dell'Ortigara, di cui si parlerà meglio nel proseguo di questo convegno. Ma la montagna è ricca di storia, anche di una storia più antica se vogliamo, e Piero Pan lo ha attentamente ricostruito in alcune pagine di questo suo libro, dove indaga le modalità attraverso le quali le piccole Dolomiti, ma anche le montagne, ad esempio dell'altopiano dei Sette Comuni, entrarono a gravitare, ad esempio, nell'orbita della Repubblica di Venezia a partire dal 1405. Anche se è vero che è soprattutto alla frequentazione alpinistica della montagna che Piero Pan si dedica, con specifico interesse per le piccole Dolomiti, per l'appunto, quindi la zona del Carega, del Sengio Alto, del Pasubio. Un alpinismo inteso come sete di scoperta prima ancora che di conquista della vetta, che è un concetto, se vogliamo, tutto romantico, no? Prima le montagne avevano nomi che partivano quasi esclusivamente dal basso, dalle malghe di riferimento, quindi le Alpes, come erano ricordate in svariati documenti di età medievale, erano montagne per l'alpeggio, quindi messe in connessione con i pascoli, con i boschi, che era sicuramente un patrimonio preziosissimo di questo ambiente. Poi, a partire dall'epoca romantica, c'è questo interesse per la vetta, per la conquista della vetta e per nominare a quel punto le vette. Ecco, l'alpinismo è l'oggetto di vero interesse da parte di Piero Pan, ma un alpinismo letto ancora una volta in divenire e in chiave storica. Piero Pan si dedica a ricostruire infatti le figure, ad esempio, dei precursori. Tra i precursori ricorda non a caso una figura cardine come quella di Francesco Caldogno, provveditore ai confini di Parte Veneta, a lungo impiegato proprio in territori di confine per frenare l'avanzata ostile degli imperiali, coloro che appunto Caldogno definiva gli usurpatori. Le montagne a settentrione del territorio vicentino erano usurpate, diceva lui, dagli imperiali. Quindi queste sono prime forme di alpinismo, se vogliamo, perché per verificare l'andamento della linea confinaria ci si recava per l'appunto sulle vette di quelle montagne, sulle cime, si andava ad ispezionare quelle montagne, non solo, ma poi si provvedeva, grazie a congressi confinari, a individuare delle linee di confine che fossero accettate da entrambe le parti, e queste linee di confine erano poi segnate nel territorio attraverso la posizione di appositi cippi di confine, a volte croci incise, altre volte veri e propri come dire, cippi che sporgevano e potevano essere ben visti da lontano. Poi Piero Pan si dedica ad esempio ai pionieri. Dopo la prima salita al Bianco sul finire del Settecento c'è un interesse per l'alpinismo, e anzi quella conquista letteralmente permette di consacrare la nascita dell'alpinismo. E il mondo della montagna è oggetto allora di particolare attenzione anche attraverso la realizzazione nel 1833
di una carta topografica del Lombardo-Veneto con una definizione di 1,86.400 che si configura come un'autentica esperienza conoscitiva, e non a caso Piero Pan richiama alla memoria questo documento preziosissimo, ed è solamente uno dei tanti. Si arriverà poi sul finire dell'Ottocento con la levata del 1886 a definire meglio il mondo della montagna attraverso appunto le mappe dell'IGM, che poi saranno perfezionate con l'individuazione delle cosiddette ISO-IPSE per capire meglio anche i cosiddetti livelli di quota. Bene, e poi grande attenzione nelle pagine del Piero Pan, le ritroviamo ad esempio nelle uscite organizzate dal CAI sul finire dell'Ottocento, in modo particolare tra le tante esperienze avventurose ricordate da Piero Pan nelle pagine del suo libro che abbiamo richiamato, si ricorda ad esempio la salita per il Bovale dei Fondi per raggiungere la vetta del Carega. E poi tra le figure dei pionieri ricorda ad esempio Vittorio Pozzer, che nel 1902 sale il contrafforte orientale del Cornetto, discende poi per l'allora ancora inesplorato Vaglio Stretto per discendere al Pian delle Fugazze, e nel 1904 si sale la parete del Baffelin. Insomma, c'è proprio un interesse specifico per questo ambiente. Questa rincorsa alla vetta subisce una battuta d'arresto evidentemente durante la Prima Guerra Mondiale, quando ancora si sale nelle vette ma per tutt'altro intento, tutt'altra finalità. La Grande Guerra trasforma letteralmente queste montagne in un teatro di battaglia, eppure terminata la guerra vi è una vera e propria consacrazione dell'alpinismo, con nuove esplorazioni che ancora una volta sono sistematizzate e permesse attraverso una miglior conoscenza dell'ambiente alpino, dell'ambiente montano, e chiaramente fanno parte di queste esplorazioni anche tutti quegli interventi di bonifica che vengono messi in essere all'indomani della fine del conflitto. Ed è un libro però interessante che appunto dipana l'alpinismo dell'ambiente vicentino attraverso anche figure di amici di Gianni Piero Pan, perché le pagine forse più commoventi, più intense anche sotto il profilo emotivo sono le ultime, perché Piero Pan arriva a ricostruire le imprese più ardite e sicuramente più tecniche dei giorni nostri. Il libro è pubblicato nel 1977, quindi ci sono una serie di episodi di alpinismo degli anni 60, degli anni 70 che vengono richiamate, con commosse come dire, citazioni ad esempio dell'amico Franco Brunello, con il quale appunto fece alcune significative scalate insieme, e proprio Franco Brunello è l'autore dei disegni di un'edizione di 2 soldi di alpinismo, che è il motivo per cui noi ci ritroviamo in questa tornata dell'Accademia Olimpica. Io non posso che essere grato per il metodo di approccio al mondo della montagna che Gianni Piero Pan ci ha lasciato, ci ha insegnato, e con questa occasione rinnovo i miei saluti ai presenti e soprattutto ai familiari di Gianni Piero Pan. Arrivederci.